Bentrovati a questo nuovo approfondimento di Sicilia 24 Focus. I gravissimi fatti avvenuti ad Altavilla Milicia, con una donna assassinata con i suoi 2 figli per un rito che avrebbe dovuto scacciare i demoni, impongono certamente una riflessione. Chi ha agito si faceva chiamare Fratelli di Dio, esistono delle sette. Pare che la donna avesse conosciuto la coppia che poi ha agito assieme al marito, ci sarebbe coinvolta anche purtroppo la figlia della donna, una ragazza di 17 anni, pare avesse conosciuto queste persone in una comunità, ma comunque si parla anche di internet. Sappiamo che il web pullula di sette, di santoni, di persone che promettono benessere, di scacciare il male. Oggi ne parliamo con il sociologo Francesco Pira, che è un docente associato dell'Università di Messina, grazie, e con Serena Guzzardi, che è una psicologa, psicoterapeuta, esperta in infanzia e adolescenza. Professore Pira, dunque in rete si trova di tutto. È un mare magnum dove ci sono tantissime persone che cercano di adescare o di creare anche creano delle comunità virtuali in cui si può entrare. Ecco, ci spiega un po' questo variegato mondo, molto pericoloso. Ma intanto la cosa molto singolare, e vi ringrazio per questo spazio che ci state dando, la cosa è che si parla di sette nel momento in cui c'è stato il triplice omicidio. Ma prima la presenza delle sette sulla rete non è stata quasi mai evidenziata. Ci sono ricerche scientifiche, addirittura si dice di una presenza su YouTube che ormai risale a tantissimi anni. E poi è chiaro che tutto è accentuato dal fatto che le nuove tecnologie permettono anche attraverso la messaggeria veloce, penso a Telegram, a WhatsApp, di far veicolare immagini, inviti, e tutto questo può essere in positivo o può essere in negativo. Quindi oggi noi sappiamo che il 60%, oltre il 60% degli italiani, qualunque tipo di notizia l'attinge attraverso lo smartphone, attraverso la messaggeria veloce, attraverso le parole chiave che digitiamo sul nostro smartphone, e quindi anche essere raggiunti facilmente con dei mezzi che sono invasivi, come per esempio i social network, la messaggeria veloce, è chiaro che è abbastanza semplice, abbastanza possibile. Ci sono delle parole chiave, io immagino, per cui le persone riescono facilmente ad entrare in contatto con questi gruppi. Ecco, è così semplice oppure casualmente ci si può imbattere in queste sette? Ma guardi, il fatto che anche la persona che è stata arrestata e anche, devo dire, io ho provato molta inquietudine per 2 aspetti che sono importanti. Il primo aspetto è quello legato al fatto che queste altre 2 persone coinvolte nelle indagini hanno agganciato sui social questa famiglia. L'altra cosa inquietante è che la ragazza ha dichiarato che mentre stava avvenendo tutta la tragedia, lei continuava a chattare con gli amici. Quindi evidentemente anche questa cosa, indipendentemente dalle parole chiave che sono facilmente intuibili, anche questa cosa ci fa pensare ad una normalità in una situazione che è di degrado. Quindi su questo secondo me dovremmo lavorare tantissimo anche dal punto di vista dell'informazione, perché poi sicuramente la collega psicologa che è lì, che sarà molto più brava di me a evidenziare quanto tutto questo gioca dal punto di vista emozionale, in un momento in cui la società è molto fragile e in un momento in cui l'analfabetismo emozionale ci sta in qualche modo creando grossissimi problemi. Non dimentichiamoci che è stata la pandemia che ha creato una maggiore affezione alle nuove tecnologie, e questo poi ha determinato anche che la fragilità sulle tecnologie
tecnologie può essere facilmente violabile. Grazie professore. Dottoressa Guzzardi, quindi il profilo possiamo tracciare il profilo di chi adesca e della persona fragile che invece cerca un conforto, un sostegno? Ci sono sicuramente delle caratteristiche, mi associo a quello che diceva il professore, anche legate all'ambiente in cui viviamo, e quindi le caratteristiche poi individuali delle persone che vengono essere individuate come vittime o come persecutore variano anche in base a come cambia il contesto in cui viviamo. Sicuramente tendenzialmente quello che viene definito il leader delle sette è colui che tende ad avere un narcisismo un po' perverso, quindi a in qualche modo individuare su di sé tutta una serie di poteri e quindi di rispondere a un bisogno in qualche modo di amore, di protezione, di come dire, accudimento in maniera anche malsana, che è quello che probabilmente in quel momento di cui soffre la vittima, e quindi attraverso una comunicazione che è la comunicazione persuasiva, attraverso tecniche di manipolazione, è come se in qualche modo riuscissi a cogliere il disagio della persona in quel momento e a utilizzarlo proprio per attrarlo a sé. Per quanto riguarda invece le caratteristiche poi di quella che chiamiamo vittima, diciamo che quello che mi ha colpito è che poi in realtà tutti potremmo essere potenzialmente vittime, perché non ci sono delle caratteristiche che sono di personalità. Noi pensiamo spesso al disagio mentale come qualcosa che ci renda più vittime di altri. Devo dire che non credo proprio questo, perché la vittima è quella che in quel momento probabilmente vive un momento anche solo di cambiamento. Pensiamo all'adolescenza, quindi un cambiamento di vita per l'ingresso all'età adulta, o piuttosto pensiamo a cambiamenti socioculturali e economici che stanno avvenendo in questo momento. Pensiamo al Covid, che comunque ci ha chiesto di rimodulare le distanze dagli altri, e quindi il concetto di intimità e di distanza dall'altro si è molto modificato. La vittima in questo senso è come se percepisse un grande disagio e quindi delle grandi carenze su un piano affettivo, emotivo, e probabilmente corrisponde anche a una mancanza di alfabetizzazione emotiva, come diceva il professore, perché nel momento in cui percepiamo una mancanza non siamo poi in grado di ricolmarla e quindi ci facciamo agganciare probabilmente da personalità che sentiamo che ci danno quello che ci manca. Mi aggancio studiando un po' in questo momento, mi ha colpito che una delle prime come dire, caratteristiche della manipolazione è quella del love bombing, cioè questo riempimento di amore, che probabilmente corrisponde proprio a questo senso di grande vuoto che percepiamo, perché anche se abbiamo delle relazioni molto intime, cioè anche se abbiamo delle relazioni molto vicine, perché siamo iperconnessi, forse queste relazioni non riescono a farci sentire pieni e quindi a raggiungere quel livello di intimità che invece di cui avremmo bisogno. Beh, infatti nel caso di Altavilla Milicia queste due persone, questa coppia, si faceva chiamare fratelli di Dio, no? Dio è amore per eccellenza. Ecco, non sappiamo quante altre persone sono state avvicinate da questa coppia, se esiste una setta che si chiama Fratelli di Dio o è circoscritta a queste persone. Certamente queste persone hanno incontrato tantissimi altri fedeli, tantissime altre persone che probabilmente hanno capito che quello che loro predicavano non era certamente aderente alla loro fede, al loro culto religioso. A tal proposito sono stati anche citati gli evangelisti, si è detto che si erano avvicinati a un gruppo evangelico e poi se ne sono distaccati. Mi piace leggere un comunicato proprio che è stato diffuso, perché per primi loro prendono le distanze e dicono: anche le chiese cristiane evangeliche, Assemblee di Dio in Italia, si uniscono al dolore della famiglia e si impegnano nella preghiera, unico passo da compiere in questo caso per incontrare la vera consolazione divina. Nello stesso tempo esprimono solidarietà a quanti sono impegnati nelle indagini, a quanti sono turbati da questa tragedia. Insieme ad altre denominazioni pentecostali, le Assemblee di Dio in Italia si dichiarano estranee a qualsiasi atto di violenza compiuto in nome di Dio. La fede evangelica pentecostale è fondata sull'Evangelo di Cristo Gesù, la buona notizia che produce salvezza e liberazione da ogni oppressione. Ciò avviene perché
perché Gesù, il Figlio di Dio, è stato dato affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. A tal riguardo le chiese e assemblee di Dio in Italia richiamano ai valori qui espressi il senso dell'appellativo evangelico, escludendo da settarismi e da comportamenti fanatici. Appunto, il nome di Dio non si uccide. Fin qui il comunicato delle chiese cristiane evangeliche. Io vorrei ricordare il nostro numero di telefono, che è il 342 7455 005. Se volete intervenire in qualche modo, rivolgere delle domande ai nostri esperti o scrivere una vostra considerazione, potete farlo con un messaggio a questo numero che vedete anche in sovraimpressione. Andiamo in pubblicità, aspettiamo le vostre domande e poi continueremo a parlare di questo caso. Ed eccoci rientrati in studio. Abbiamo intitolato questa trasmissione Angeli e Demoni sul web. Stiamo prendendo spunto dai gravissimi fatti avvenuti ad Altavilla Milicia. È un fatto di cronaca veramente increscioso, dove un'intera famiglia è stata preda di deliri mistici, così è stato detto, e purtroppo ci sono anche 3 vittime, la mamma e 2 figli, vittima del padre, del marito, ci sarebbe coinvolta anche la figlia 17enne e una coppia di coniugi che si facevano chiamare fratelli di Dio. Stiamo parlando delle sette, di questo variegato mondo che si trova anche su internet e della fragilità e del senso di solitudine che spesso accompagna le persone che si avvicinano a quella che ritengono una religione, una fede che possa liberarli dai loro problemi, perché poi di fondo c'è questo, il bisogno di aiuto. Dottoressa, quindi... Sì, ci possiamo agganciare proprio a quello che è la parola fragilità. Credo che forse all'aumentare del progresso tecnologico, comunicativo, eccetera, non sempre corrisponda quello che è forse il sentirsi parte effettivamente di relazioni. Un altro aspetto che probabilmente porta, come dire, chi ha questo potere di coinvolgere le persone più fragili è quello dell'isolamento, quindi isolarli dal contesto familiare. In questo però penso che tutti noi dobbiamo fare una riflessione un po' più profonda su quanto noi ci sentiamo effettivamente parte della comunità in cui viviamo. Fratelli di Dio, diciamo che se pensiamo un po' al bisogno di spiritualità, poi a prescindere poi dalla fede a cui si appartiene, però è sempre appartenuto all'uomo quel bisogno di appartenere, quel bisogno di esistere anche con quello sguardo protettivo di chi è oltre noi. Penso che questo un po' ci faccia riflettere sul fatto che probabilmente le reti che costruiamo attorno a noi forse non sono così solide, tanto da averci riportato come una volta a chiedere magari alla spiritualità questo tipo di sostegno. Forse le coppie non sono più solide come una volta e quindi così i genitori nel sostegno ai loro figli, così le comunità, prima avevamo i vicini di casa, cioè ci sentivamo parte di un contesto anche un po' più sicuramente vicino. Si vive più in solitudine. È un messaggio di un nostro telespettatore o telespettatrice: secondo me le religioni di per sé non c'entrano nulla. Il problema sostanziale sta in alcuni pseudopastori che, forti delle debolezze dei fedeli e di alcune persone con un livello culturale basso, si lasciano andare a queste attività senza nessuna autorizzazione. Ma io aggiungerei di più. Non sempre le persone povere che hanno problemi economici si accostano a certi fenomeni. Anche chi ha molti soldi ma che sta vivendo un momento di grande fragilità, di grande solitudine, di bisogno, abbiamo parlato di love bombing, di questo bisogno di amore, di essere compresa, magari perché nella puntata precedente di Sicilia 24 Focus il sacerdote, l'esorcista, ci spiegava che molte di queste persone che avvicinano gente in difficoltà non si fanno nemmeno pagare. All'inizio certo, tutto sembra volto alle caratteristiche di un gesto di carità che si fa nei confronti di chi ha in quel momento un bisogno, che sia materiale, spirituale. Ecco, questo è l'aggancio spesso. Poi dopo invece incominciano le richieste di soldi, incominciano le vessazioni.
Professore Pira, cosa possiamo aggiungere a questo nostro discorso? Intanto è cambiato il rapporto spazio-tempo, cioè oggi noi viviamo in una dimensione, un professore della Oxford University, il professor Floridi, l'ha definito on life, una dimensione on life. Noi abbiamo una vita che ormai è per buona parte online, in tutte le cose che facciamo. E credo che questo annullare il rapporto tra spazio e tempo, questo vivere in queste giornate che si allungano tantissimo, dormire pochissime ore, non avere più forse anche il senso di quello che è reale e di quello che non lo è, quindi vivere in una costante iperrealtà, cioè tra il virtuale, questo molto spesso ci porta a vivere in una dimensione complessa. Se poi a questo aggiungiamo la fragilità, questa fragilità può in qualche modo determinare anche delle devianze che possono essere pericolose. Non dimentichiamoci che però, come giustamente lei diceva, anche per grandi attori, grandi personalità sono finiti in sette, ci sono anche tanti attori coinvolti in delle sette che hanno avuto anche dei percorsi molto particolari, ci sono persone che in un momento di depressione si abbandonano. Io credo che certo, sicuramente dove ci sono delle sacche di ignoranza, dove c'è un problema di degrado, questo può attecchire maggiormente, però diciamo che nessuno appunto ha il passaporto per non avere problemi di questo tipo. Una caratteristica, caratteristica sicuramente è quella di isolare però le persone che vengono avvicinate. Certo, sto pensando, per esempio, abbiamo citato attori, persone dello spettacolo. Michel Hunziker ha raccontato la sua storia. Il primo atto che loro compiono, queste persone che cercano di fagocitare altre, è che pian piano le isolano perfino dagli affetti più cari, dalla famiglia, perché in questa maniera nessuno può indurli a riflettere su quanto sta avvenendo nella loro vita. Questo è importante da sottolineare. Se qualcuno vi vuole allontanare con qualunque motivazione dal marito, dalla moglie, dai figli, dalla mamma, dal papà, ecco, già questo è un campanello d'allarme. Sì, perché comunque perdiamo il senso critico, quindi perdiamo anche quel senso che ci permette di cogliere anche l'importanza delle relazioni e quindi l'importanza di chi dice quelle cose che lo fa per il nostro bene. Anche un amico, un'amica può indurti a riflettere su quello che sta avvenendo nella tua vita con il subentro di certe persone che vogliono aiutarti, in realtà ti stanno portando su una strada. La riflessione sul discorso della povertà piuttosto è di una povertà probabilmente emotiva, di non sentire le persone che sono accanto a noi come probabilmente tanto forti quei legami da sentirci di poterci affidare a loro, tanto da cercare al di fuori quella solidità della relazione. Ecco, se qualcuno in questo momento sta vivendo una di queste situazioni, che consigli possiamo dare? Intanto c'è un numero antisette che ho trovato su internet, ditemi se è valido, 822 88 66. Questo è un numero che ho trovato, che ci si può rivolgere, ma quali sono le figure a cui rivolgersi se si sta vivendo o si sta comprendendo che si è entrato in un circolo che non è certamente di benessere spirituale. Vorrei dire una cosa, che secondo me c'è anche un altro effetto che è tipico anche delle persone che frequentano tantissimo la rete, che è quello del cosiddetto ghosting, perché ci sono delle persone che ti travolgono con il loro affetto e poi spariscono di botto, e questo crea un contraccolpo emotivo che deve essere in qualche modo colmato. E allora quando accadono queste cose è molto facile rifugiarsi in chi ha già la pazienza di ascoltarti, e nella prima fase questo avviene. Quindi il consiglio che bisogna dare è cercare di rivolgersi a professionisti, a sportelli d'ascolto, a persone che in qualche modo possono comprendere, che hanno la professionalità adeguata per dare delle risposte. C'è un altro messaggio che voglio leggere, poi
continuiamo perché mi piace far partecipare anche i nostri telespettatori. Certo. Purtroppo la nostra non è più una comunità basata sulle relazioni umane, sul calore della vicinanza. Ormai i social hanno preso il sopravvento e credo che siano un potente e pericoloso strumento di manipolazione. Beh, mi permetto, io lavoro un po' con gli adolescenti, quindi mi rendo conto che i social, come ogni come dire, innovazione tecnologica, hanno pro e contro. Non dobbiamo, secondo me, demonizzare degli strumenti che invece hanno delle grandi risorse. Probabilmente dovremmo cercare di vivere insieme lo strumento social, lo strumento internet, perché il problema è dell'isolamento. L'isolamento, come le sette, sono sempre esistite, quindi c'è sempre stato qualcosa che ci ha portato ad allontanarci dal contesto che sentivamo sicuro, più normato, eccetera. Il problema sono probabilmente i tabù, quindi vivere nascosti dentro ad alcune situazioni. Non mi sento di demonizzare internet. Ormai ci conviviamo da 20 anni, cioè Facebook quest'anno compie 20 anni, quindi è da 20 anni che esiste questo social, che è un po' cambiato perché adesso ci permette di raccontare, però dico, ora la nuova frontiera è l'intelligenza artificiale. Che cosa faremo quando il diavolo arriverà vestito, arriverà nel nostro smartphone attraverso l'intelligenza artificiale? Io credo che non possiamo continuare a dire che tutto quello che è nuovo non va bene. Lo abbiamo detto con la radio, con la televisione, abbiamo sempre fatto questo giochino. Secondo me bisogna invece stare molto attenti, ma soprattutto fare dei percorsi che siano dei percorsi stabili. Cioè, noi oggi parliamo di questo argomento perché ci sono stati 3 morti. Ogni volta parliamo degli argomenti quando c'è il morto, cioè parliamo di stupri quando c'è stato lo stupro, parliamo di sette sataniche quando ci sono i morti legati alle sette sataniche. Cioè non possiamo andare dietro alla cronaca con pannicelli caldi e scoprire che esistono le cose. Io penso che il satanismo in rete c'è da tantissimi anni, e non solo nel nostro paese, ma c'è in tutto il mondo, però dobbiamo in qualche modo capire come interveniamo e come ci tuteliamo. Questa, secondo me, è la frontiera che dobbiamo esplorare. Non possiamo continuare a dire ma perché, dobbiamo dirlo, però poi dobbiamo fare qualcosa, quindi dobbiamo attrezzarci per dare delle risposte rispetto alle insidie che questa società tecnologica ci propone. Certo, comunque ci sono anche tanti siti religiosi ufficiali, esatto. Uno dei anche tanti, tante quello del comunità Vaticano, se non tante comunità che comunque danno degli spunti veramente aggregativi importanti. Quindi... Certo. Ci sono tanti angeli in rete, oltre ai demoni. Sì, qualcuno ci dice non bisogna appunto demonizzare i social, altri ci stanno scrivendo, uno dei possibili campanelli d'allarme sono la ricerca di fondi, di soldi che non si sa mai a chi e a cosa saranno destinati. E poi qualcun altro ci scrive... Un altro segnale potrebbe essere un cambiamento repentino nelle caratteristiche di vita della persona, quando noi notiamo in qualcuno che conosciamo bene dei cambiamenti immediati, quindi magari delle frequentazioni che cambiano in maniera repentina. I cambiamenti solitamente indicano che c'è qualcosa che sta funzionando in maniera diversa. Non guardare sempre con un occhio giudicante, ma magari guardare con un occhio accogliente quella situazione problematica. Tornando al caso di Altavilla Milicia, la ragazzina continuava a chattare con le sue amiche e il ragazzo, poi vittima perché è morto purtroppo, anche lui aveva scritto un messaggio che doveva come dire, sollevare l'attenzione dell'amichetto, del compagno di scuola e se avesse parlato anche di una docente, di un insegnante, perché aveva detto tu non ci crederai ma qui ci sono i demoni, ci sono delle persone, ecco, c'era qualcosa che poteva in qualche modo, ecco, ma infatti il problema non la è soglia la di comunicazione, attenzione deve essere alta anche il problema non è la comunicazione tutti. Probabilmente, perché i ragazzi comunicano H24 e che devono avere probabilmente anche un orecchio più attento probabilmente a cosa vuol dire quella comunicazione. Quindi educarli anche nelle scuole a eventuali a riempire questa comunicazione forse di relazione, di affettività, non solo di contenuti, non birria.
C'è un problema anche degli adulti, secondo me. Gli adulti non sono più propensi ad ascoltare, ascoltano pochissimo e l'atteggiamento giudicante degli adulti non aiuta gli adolescenti, non aiuta i più piccoli ad esprimersi per come vorrebbero. A volte noi non comprendiamo i loro codici e i loro linguaggi e quindi tutto questo poi ci porta a creare delle barriere tra adulti e più piccoli. E invece secondo me dovremmo capire molto quali sono i loro codici. Oggi è una società, la generazione Z è una generazione che parla per immagini, non parla per parole, quindi ci sono dei silenzi e delle immagini che devono farci comprendere anche, come diceva prima la dottoressa, il disagio, devono farci comprendere il fatto che c'è qualcosa che non funziona, ma noi dobbiamo saper cogliere questi attimi di comunicazione, che è una comunicazione non verbale, ma una comunicazione efficace. Eh sì, penso che proprio con questo consiglio possiamo chiudere qui la trasmissione. Dottoressa Guzzardi, un'ultima considerazione, un consiglio, una riflessione proprio per aiutare chi ci sta ascoltando. Sicuramente quello di cui forse abbiamo tutti bisogno è di sentirci parte di qualcosa e quindi forse abbiamo bisogno veramente di esistere dentro la società che ci accoglie, e quindi vi invito a non smettere di prendervi cura di voi. È importante che ognuno di noi possa parlare del proprio disagio e cercare un orecchio più attento. Non fermatevi di fronte al primo che non vi ascolta, che sminuisce quello che avete voglia di dire, perché esistono tantissimi professionisti, tantissime veramente realtà associative che sono veramente integranti e sono veramente accoglienti il disagio dei giovani e dei meno giovani, quindi la comunità deve essere una buona risorsa, i professionisti devono essere una buona risorsa. Per farlo probabilmente dobbiamo anche darci il permesso di parlare e di non tacere le nostre difficoltà e di non cercare dietro le quinte delle soluzioni che sembrano facili ma in realtà poi risultano probabilmente molto dolorose. Mi sembra una conclusione veramente perfetta. Professore, vuole proprio battuta secca dire qualcos'altro, perché siamo veramente pochissimi secondi. Io spero in una società che sappia ancora sognare e abbandonare gli ismi, i cattivismi, gli individualismi, gli egoismi, una società possibile e diversa, però spero che non sia un'utopia, spero che sia qualcosa che realmente riusciamo a conquistare. Grazie veramente alla dottoressa Guzzardi, grazie al professore Pira, grazie anche a chi ci ha seguito in regia e ha permesso questa trasmissione, e grazie a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.